piazza Cavour, da Viale Vettore in piazza Cavour con la sfilata di gruppi partecipanti? Sì, ripartiamo col Mandorlo-in-Fiore, ripartiamo con una grande edizione. Oggi la prima sfilata, il tempo ci sta accompagnando, tanta gente e questa è una grande novità anche già a partire dalla prima domenica. Questa mattina stanno sfilando i gruppi regionali, i gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore, i bambini del mondo, oltre che alcuni cortei storici. Una festa che ha avuto un po' un ridimensionamento, no? Sì, nonostante un ridimensionamento sul piano finanziario, però siamo riusciti a garantire degli standard, diciamo, per quanto riguarda la partecipazione dei gruppi elevata, anzi direi il triplo delle cose, dei gruppi rispetto al passato con la metà dei soldi. Una festa che ritorna dopo la pandemia. Una festa che ritorna dopo la pandemia, tanto attesa, e quindi per questo abbiamo voluto fare un'edizione straordinaria proprio che segnasse la ripartenza. Avendo un'agibilità il tempio di 5.000 spettatori bisognava in qualche modo contingentare gli ingressi mediante anche un pagamento di un ticket che è simbolico di 5 euro. D'altronde penso che in qualsiasi manifestazione, grande manifestazione si faccia in Sicilia a partire dal Carnevale di Acireale, per entrare nel circuito e vedere la sfilata dei carri bisogna pagare un ticket di 6 euro. Quindi dobbiamo cominciare a pensare al Mandorlo come un'occasione di guadagno per Agrigento. Inizia dopo 2 anni di silenzio assoluto la nuova edizione del Mandorlo, stiamo iniziando alla grande, abbiamo voluto coinvolgere anche la prima domenica della festa, quindi avremo 2 domeniche fondamentali, una grande partecipazione, grande ordine, ringrazio anche le forze dell'ordine per quello che stanno facendo e che dire, spero che questo sia anche il volano per la crescita culturale della nostra città, è una festa di cultura, di pace, di turismo, quindi penso che Agrigento se lo meriti. È una bellissima giornata, finalmente dopo 3 anni riparte il Mandorlo-in-Fiore, riparte alla grande, tantissimi gruppi, tantissima gente, veramente siamo contenti, un buonissimo inizio, quindi speriamo che sia all'altezza delle aspettative dei cittadini e di tutte le persone che... C'è anche qualche polemica perché qualcosa è andata ridimensionata? Eh sì, qualcosa è andata ridimensionata, purtroppo fare i conti con i numeri non è facile, però abbiamo fatto un grandissimo lavoro di spending review, diciamo, abbiamo ridotto al massimo le spese e quindi chiesto anche supporto a chi poteva anche far risparmiare un po', ce l'abbiamo fatta, la festa del Mandorlo parte e parte alla grande, buona festa a tutti. Grazie. Finalmente ripartiamo dopo 3 anni, vediamo proprio, stiamo sfilando su delle ali di gente, quindi siamo contenti per questo, anche il metodo va bene, tutti i gruppi sono pronti e iniziamo finalmente con il Mandorlo-in-Fiore e con il Festival dei Bambini del Mondo. Ecco, un festival particolare, quello dei Bambini del Mondo, che si ripara in diversi appuntamenti. Sì, siamo giunti alla 20ª edizione, iniziamo oggi con la sfilata, questa sera lo spettacolo al Teatro Pirandello. Domani e martedì gli spettacoli per le scuole al Palacongressi e poi il premio Claudio Crescenzo giovedì sera al Museo Pietro Grinfo.